Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Orrore in rete avviata da Catania, la maxi operazione contro la pedopornografia online, scoperte violenze su minori dai 3 ai 6 anni, 34 arresti in tutta Italia, 2 persone abusavano anche dei loro figli condividendo i video in rete. A Catania ancora caccia al deputato regionale esponente del PD che sarebbe coinvolto nell'inchiesta Mercurio sul voto di scambio, in fibrillazione il partito in vista del congresso regionale, i nomignoli dei boss per non farsi intercettare. A Trapani fermato un uomo con l'accusa di aver accoltellato 2 cugini della sua ex. La donna si era rifugiata dai parenti dopo una lite con l'ex compagno. A Palermo mancano i monopattini a noleggio, sempre più furti negli ultimi mesi, i mezzi vengono poi rivenduti illegalmente sui canali social. Il carnevale di Avola e Sciacca, la Sicilia in festa tra balli in piazza e sfilate in maschera. Mario Venuti torna in scena con un nuovo live Tra la carne e il cielo tour, un viaggio musicale dove le sororità si fondono in un mix di pop e jazz. Calcio, emergenza infinita in casa Catania, tra infortunati e squalificati contro il Foggia, gli indisponibili saranno una decina. Il Palermo domenica riceve il Brescia, Dionisi si affida a Poyampalo e Verre per dare seguito al successo di Cosenza. Buongiorno, e dunque orrore in rete, partita da Catania, una maxi operazione contro la pedopornografia online che conteneva video di abusi su minori dai 3 ai 6 anni e anche episodi di violenza con animali. 34 arresti in tutta Italia, 2 persone, pensate, avevano e abusavano anche dei loro stessi piccoli familiari, condividendo poi i video in rete. Eva Spampinato. C'è una piattaforma di messaggistica chiamata Viber che nasconde stanze in cui ci si scambiano foto e video di abusi su minori, rooms in cui si può accedere con un codice identificativo e solo a condizione che si abbiano dei filmati da condividere con gli altri membri. Talmente grave il fenomeno criminale di cui parliamo che non vi è spazio per una qualsiasi giustificazione. Filmati aberranti in cui si vedono abusi su bambini piccolissimi, neonati, bimbi dai 3 ai 6 anni, minori vittime anche di episodi di zooerastia, rapporti sessuali con animali. Una rete estesa su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia. Un fenomeno talmente disgustoso quanto ampiamente diffuso in tutto il mondo. Produce miliardi di euro in tutto il mondo. Dobbiamo pensare a questo come un fenomeno criminale che si nutre evidentemente di devianze e di criminalità individuale, ma che dietro prevede anche costruzioni di produzioni di questo tipo. Dalla Procura di Catania parte una maxi operazione, 115 perquisizioni in tutta Italia, migliaia di file pedopornografici trovati, 34 uomini arrestati dai 21 ai 59 anni. 2 di loro si autoproducevano i video e lo facevano abusando di 3 bambini che frequentavano le loro case, amici e addirittura anche familiari. Il vaso di Pandora dell'orrore è stato scoperto solo grazie alle indagini partite dall'arresto avvenuto l'anno scorso a Catania di 2 uomini. E siamo riusciti, grazie alle direttive della Procura distrettuale, a ricostruire questo circuito e a identificare questi gruppi. Se la polizia postale non avesse ricostruito i percorsi digitali, decriptato i dati protetti di quei pedofili, non avrebbe potuto accedere a 25 gruppi di scambio e alle stanze il cui nome non lasciava dubbi. Le indagini continuano per cercare di identificare adesso le piccole vittime. E ancora caccia al misterioso deputato regionale esponente del Partito Democratico che sarebbe coinvolto nell'inchiesta Mercurio sul voto di scambio a Catania e provincia. In fibrillazione il partito in vista del congresso regionale, i nomignoli dei boss catanesi per non farsi intercettare. Sentiamo Lorena Dolci. C'è un pezzo del PD adesso in fibrillazione, sfiorato dal blitz Mercurio che ha portato in carcere il deputato autonomista Giuseppe Castiglione. I nomi di Concetta Rai e Angelo Villari sono finiti nelle intercettazioni del ROS sull'elezione del sindaco di Ramà Capitale. Nell'autunno del 2021 il suo partito accorreva a sostenerlo in campagna elettorale. È assurdo, ho fatto solo incontri pubblici, ci ribadisce Angelo Villari, all'epoca segretario del PD di Catania. Si tira fuori anche l'ex deputata regionale Raia, che incontrava
capitale quando entrambi erano alla CGIL. Resta il fatto che nelle pagine dell'ordinanza della DDA di Catania c'è traccia di un incontro fra i boss e un alto deputato regionale, un uomo del PD. Un quinto politico ancora misterioso coinvolto nell'operazione dopo Castiglione, il sindaco di Ramacca, il suo vice e un consigliere di Mister Bianco. Dagli interrogatori di garanzia potrebbe emergere quanto fosse a conoscenza del ruolo delle persone che incontrava. Anche Castiglione davanti al GIP ha negato ogni coinvolgimento con la criminalità organizzata, da cui, secondo l'accusa, avrebbe avuto voti in cambio di appalti al cimitero. In particolare con quel Domenico Colombo, personaggio chiave dell'inchiesta, ufficialmente dipendente di Sostare, ma esponente di spicco del gruppo Santa Paola Ercolano. Temendo di essere intercettati, i boss catanesi si chiamavano connomignoli. C'era Usugi, il Topo, Uponchio, la Volpe, il Gatto o anche Prezzemolo e Star Trek. E poi Ernè, semplice diminutivo di Ernesto Marletta, designato al vertice della cosca, che dopo la raffica di arresti dovrà trovare un nuovo reggente. Sul fronte politico resta alta la tensione nel PD, dove in vista del prossimo congresso regionale arriva un commissario, Nico Stumpo, che dovrà gestire le faide siciliane e qualche imbarazzo sulla questione morale. Fermato dalla polizia di Marsala, siamo nel Trapanese, un uomo con l'accusa di aver accoltellato 2 cugini della sua ex, dai quali la donna si era rifugiato dopo un'accesa lite. Laura Spanò. Duplice tentato omicidio mercoledì sera a Marsala. Un uomo sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna ha accoltellato 2 cugini della donna dopo un acceso litigio avvenuto in via Fortuna. L'aggressore, dopo essersi dato alla fuga, è stato fermato dalla polizia. Tutto inizia a novembre scorso, quando la donna aveva denunciato l'uomo per ripetuti episodi di violenza. Dopo la denuncia, la vittima era stata collocata in una struttura protetta, da dove però aveva scelto di allontanarsi, chiedendo proprio all'ex di andarla a prendere. La donna però nelle settimane successive subisce altre aggressioni che la portano a sporgere una nuova denuncia, e così l'uomo viene sottoposto al divieto di avvicinamento e all'applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante le misure restrittive a cui era sottoposto, l'uomo si era nuovamente riavvicinato alla vittima, ma mercoledì sera è arrivata l'ennesima lite tra i due, poi degenerata. La donna, impaurita, ha cercato rifugio presso l'abitazione dei suoi cugini, ma l'ex compagno l'ha raggiunta, dando il via ad una violenta discussione. Quando i 2 parenti della donna sono intervenuti per difenderla, l'aggressore ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. I 2 feriti sono stati trasportati in ospedale a Marsala. Uno dei 2 fratelli, raggiunto al torace e all'addome, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'episodio riaccende riflettori sulla violenza di genere e sulle difficoltà nel far rispettare le misure restrittive nei confronti di soggetti già denunciati per atti persecutori e maltrattamenti. Ma la sanità, dopo il caso dell'insegnante Maria Cristina Gallo di Mazzara del Vallo, che ha dovuto attendere 8 mesi per il referto istologico, siamo in provincia di Trapani, un altro caso con la morte di Paolo Rubino, 74 anni, ex infermiere, morto appunto improvvisamente per un infarto il 13 gennaio, 10 giorni prima che arrivasse l'esito dell'esame. Adesso a Palermo, dove mancano i monopattini a noleggio, tantissimi furti negli ultimi mesi, e anche le aziende lo denunciano. I monopattini poi vengono rivenduti illegalmente sui social. Marco Gullà. Alcuni turisti sono spiazzati, devono spostarsi verso il loro B&B, ma non trovano monopattini da noleggiare. Una nuova piccola emergenza che c'è nel capoluogo siciliano. I monopattini a noleggio, infatti, è proprio il caso di dirlo, vanno letteralmente a ruba, nel senso che vengono rubati quotidianamente per essere poi rivenduti legalmente tramite canali WhatsApp e Telegram. Nonostante le decine di denunce, parla così l'amministratore delegato di un'azienda per il servizio di noleggio, le numerose richieste di aiuto, le segnalazioni di ogni genere, oggi siamo veramente preoccupati. Ci sono troppi furti e a pagarne sono, come sempre, i cittadini. E in effetti, facendo un giro per il centro storico di Palermo, non vediamo monopattini, e se si va in periferia la situazione è decisamente peggiore, con le piste ciclabili totalmente sguarnite. Tra danneggiamenti e furti a Palermo è quindi allarme monopattini, un servizio in meno anche verso i tanti turisti che ormai affollano quotidianamente il centro storico cittadino. Ponti di primavera, la Sicilia meta preferita delle vacanze, tra i viaggiatori tanti giovani che scelgono i piccoli borghi. Emanuela Corsi.
La primavera è uno dei periodi più amati dai viaggiatori. Complice il clima mite e i costi meno proibitivi rispetto ai mesi estivi, quest'anno viene scelta da un italiano su 4 che approfitterà dei ponti tra Pasqua e il 1° maggio per fare una vacanza. A partire saranno maggiormente i giovani, attratti soprattutto dai piccoli borghi, segnale di come le nuove generazioni stiano riscoprendo un turismo più culturale, autentico e sostenibile. E quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Unione per la difesa dei consumatori sui ponti di primavera. A vincere la palma della regione più gettonata è la Sicilia, seguita a pari merito da Toscana e Campania. La durata della vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni. I più fortunati potranno organizzare una lunga vacanza di 2 settimane, approfittando del fatto che quest'anno i ponti primaverili sono tutti contigui. Intanto arrivano novità sul fronte della privatizzazione dell'aeroporto catanese di Fontanarossa. Il Consiglio di amministrazione della SAC, società che gestisce lo scalo, ha approvato le procedure e i documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci per avviare l'iter. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri in arrivo e in partenza dalla Sicilia. Allarmi sul PNRR e sulle modifiche normative da un lato, buone notizie sul fronte della sistemazione dei conti della Regione dall'altro e un bilancio in chiaroscuro quello che emerge dalle relazioni all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti oggi a Palermo. Manlio Viola. L'uso corretto delle risorse del PNRR, il piano di ripresa e resilienza messo in campo dall'Europa che riguarda anche la Sicilia, è la vera e difficile sfida di questi anni, una sfida che impegna tutti gli apparati pubblici destinatari di ingenti risorse. È la principale preoccupazione della Corte dei Conti espressa dalla Presidente Anna Luisa Carra nel suo discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario. Ingenti risorse che devono essere usate correttamente e in questo senso la Corte ribadisce la propria preoccupazione sulla proroga del cosiddetto scudo erariale, la norma che impedisce di perseguire il danno erariale commesso anche a fronte di condotte gravemente colpose, così come lanciano l'allarme sulle norme che modificano l'applicazione del controllo da parte della Corte dei Conti e che ampliano il contraddittorio fra le parti. Ci sono poi procedimenti che nascono da azioni penali, ma spesso le procure depositano materiali elettronici con file a matriosca che rendono quasi impossibile leggere tutto. Questo si aggiunge alle denunce delle amministrazioni che hanno superato le 7.500 nel 2024, ha detto invece il procuratore Pino Zingale, e crescono anche quelle provenienti da ASP e ospedali pubblici. Migliorano invece i conti della Regione per effetto di un'opera di cancellazione del disavanzo che procede spedita. Amarezza è stata invece espressa dal Presidente della Regione Renato Schifani per la recente relazione della sezione di controllo della Corte sulle spese sanitarie del PNRR che riportava un errore. Credo fortemente nella leale cooperazione tra organi dello Stato, magari una funzione di maggiore coordinamento che forse è mancata in ordine agli ultimi fatti dei quali si è parlato. Tanti gli spunti venuti dalla relazione del Presidente e da quella del Procuratore che però Schifani promette di tenere in debita considerazione nell'ambito proprio della leale collaborazione. A Catania, inaugurata stamattina la panchina dedicata alle malattie rare nella giornata mondiale di sensibilizzazione su questi mali. In Piazza Asciuti l'artista Olghette ha allestito la panchina che, vedete, per dare visibilità a chi vive con una malattia genetica rara. All'iniziativa hanno partecipato anche gli alunni delle Case Sante d'Usmet Doria. E c'è un'ultima notizia battuta al Lanza riguardo alla situazione alla Stromboli, dove c'è un trabocco lavico dell'area del cratere nord associata a modeste fontane di lava, appunto è presente sullo Stromboli, e quanto rileva l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Un'analoga attività è presente anche alla base della bocca nuova dell'Etna in queste ore, ma i due fenomeni, dicono dall'INGV, non sono da collegarsi. Una breve pausa e poi vedremo il carnevale in Sicilia. Il carnevale di Avola e Sciacca, la Sicilia in festa, tra balli di piazza e sfilate di maschere. Francesco Aloi. Eccoci, carnevale è arrivato. Maschere, carri e colori illuminano le strade della nostra Sicilia. Qui siamo ad Avola, nel Siracusano. Re Carnevale in piazza Umberto I, tra un mare di gente. Qui la 62esima edizione ha preso il via così, con questo meraviglioso gioco di luci, sempre più apprezzato da tutti.
Domenica sera è il momento forse tra i più attesi dai giovani. Sul palco ci sarà il Pagante. D'Avola Sciacca, nell'Agrigentino, 2 dei carnevali più belli di Sicilia, super colorati. Oltre alle meraviglie dei carri, tanti applausi anche per i gruppi mascherati, che con abiti e musiche fanno ballare la piazza. E domenica sera sarà proclamato il carro allegorico che vincerà l'edizione 2025. Subito dopo si penserà al prossimo anno. Adesso Mario Venuti torna sulle scene con un nuovo progetto live Tra la carne e il cielo tour e lo fa partendo proprio dalla sua Catania stasera al Centro Culturale Zoo, doppio spettacolo live alle 19.30 e alle 21.30, mentre sabato e domenica sarà al Teatro Santa Cecilia di Palermo. Desiree Ferlito. Il cantautore catanese Mario Venuti torna sulle scene con un nuovo progetto live, Tra la carne e il cielo tour, e lo fa partendo proprio dalla sua Catania, con 2 concerti imperdibili in programma per stasera al Centro Culturale Zoo, in 2 momenti live alle 19.30 e alle 21.30, mentre sabato e domenica sarà al Teatro Santa Cecilia di Palermo. Dopo aver celebrato un traguardo importante, i suoi 60 anni e i 40 anni di carriera, con un tour nei club e i teatri di tutta Italia, Venuti è pronta a regalare al pubblico un'esperienza musicale unica. Il nuovo spettacolo di Mario Venuti promette di essere un vero e proprio viaggio musicale, dove le sonorità si fondono in un mix internazionale che spazia dal pop al jazz, dal blues al suono delle percussioni tipiche dell'Africa e del Brasile, luogo del cuore del cantautore. Durante lo spettacolo il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare brani tratti dal suo ultimo album, ma anche di riscoprire i suoi successi più amati, quelli che hanno segnato la sua lunga e brillante carriera. 5 canzoni del nuovo disco, poi per il resto i miei grandi classici, tutti riarrangiati con queste sonorità elettriche, però con un bravissimo percussionista brasiliano, Gabriel Prado, che è veramente un ragazzo d'oro. Sono molto contento che sia nella nuova formazione e quindi un sound per me stimolante, molto ci ho lavorato parecchio. Ci abbiamo lavorato parecchio ed è una... Breve pausa e poi il calcio con Catania e Palermo. Eccoci al calcio, domenica la partita contro il Foggia al Massimino, ma in casa Catania l'allenatore Mimmo Toscano dovrà fare i miracoli per schierare l'11 titolare, viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Francesco Triolo. La speranza di Mimmo Toscano di uscire quanto prima dall'emergenza costante di questa stagione, quella degli infortuni, svanisce settimanalmente o addirittura peggiora. È una lista lunghissima ed è di quelle che non fanno piacere, infatti l'elenco appeso all'infermeria del Catania che si allunga sempre più e coinvolge anche pezzi importanti del gruppo di Toscano. Il problema principale è sempre quello degli infortuni, tanto che il tecnico deve trovare delle soluzioni adattando qualche giocatore. Facciamo qualche esempio, come quello di Lunetta, rientrato da qualche giorno con il gruppo. Se non dovesse recuperare pienamente per domenica, il problema sulla corsia di sinistra dovrebbe essere rimediato con lo spostamento di Raimo e l'adattamento di Frisen a destra, lui che non è un esterno. Da qui l'inserimento di Luperini a centrocampo. Detto della parte mediana della formazione, in difesa si confida sulla possibilità di recuperare Allegretto, anche perché la squalifica di Gherardi impone già l'impiego di Quaini in una posizione più arretrata. Per l'attacco ci sono poche possibilità di scelta, visto che Inglese mancherà per almeno altre 2-3 partite e allora è possibile rivedere lo stesso tridente schierato con l'Altamura, con Jimenez dietro Montalto e De Paoli. L'unica alternativa è il giovane Corallo. Al Massimino il Foggia arriverà dopo la sconfitta col Potenza, vorrà riscattarla, ma senza tifosi. Il prefetto di Catania ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia. Si avvicina per il Palermo la partita di domenica al Barbera contro il Brescia, Bruno risqualificato, Henry e Nicolao assenti, in avanti tornerà Leduaron al fianco di Poyampalo. Marco Gullà.
Verre e poi Ampalo. Alessio Dionisi si affida a loro, nuova spina dorsale del Palermo, per battere il Brescia domenica al Barbera e centrare la seconda vittoria consecutiva. Con l'assenza di Brunori per squalifica toccherà quindi al trequartista e all'attaccante finlandese prendere in mano il Palermo e condurlo verso un nuovo successo per provare a rientrare in zona playoff, distante in questo momento 2 punti. Al posto di Brunori dovrebbe esserci Ledu Aron, considerato che Henry è ancora out. Non recupera nemmeno Nicolao, ma in difesa torna Ceccaroni. Arruolabile anche Diachité, ma a centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Pierozzi. Sul capitolo stadio e la convenzione da rinnovare torna a parlare l'amministratore delegato Giovanni Gardini, che lancia un messaggio chiaro all'amministrazione comunale. Abbiamo necessità di avere questa convenzione in mano, altrimenti dovremmo fermarci e fare delle altre valutazioni. Non possiamo più aspettare, perché non possiamo più investire soldi a fondo perduto. Chiamasi investimento per questo motivo, e quindi ci stiamo sostituendo in tutto e per tutto per risolvere ciò che non è stato fatto in oltre 30 anni. Dopo il TG, come ogni venerdì, torna a Preview nella trasmissione condotta da Marco Carli. In primo piano, come sempre, il Catania e i tanti temi della settimana in vista della partita interna con il Foggia, ma anche la situazione del campionato con le vicende Turris, Taranto e con il Messina, che vive una situazione molto ingarbugliata. Non mancheranno le ultime anche da casa Trapani. Dunque io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.